Buon pomeriggio amici di Sportisti, qui da Marco Genduso per commentarvi questa partita valevole per il secondo turno di Coppa. Troviamo da una parte il 3M Calcio a 5 e dall'altra il Vigor San Cataldo. Sfiora anche, poi sbaglia tutto, si riparte con pallone preso da Martorana. Calo vuole le finte, viene fermato, l'ottimo break difensivo adesso in avanti, potrebbe calciare per il secondo palo! E la gara viene subito sbloccata dopo pochissimi minuti con Eric Martorana, ma grandissima palla da parte di Garcia Marquez. Calò il taglio di Restivo, va giù il portiere, poi si riparte in contropiede, poi Calò, pallone un po' rischioso, poi vede il rilancio per Calvaruso contro il portiere, Calvaruso le finte, Calvaruso e Camilleri supera e non si gira fino all'ultimo. Infatti il risultato è rimasto sempre di vantaggio per il Vigor San Cataldo. Poi la ruletta riesce a passare con la punta e Tripoli fa un miracolo assoluto. Però oggi come direttore di gara abbiamo il signor Danilo Spallino, poi Claudio Martinico. Frattempo Calò col destro, era una grande giocata come sempre. Trova però Molinaro, riparte il Trem con Calvaruso che salta l'uomo. Calvaruso guarda la porta, può calciare, cerca il primo palo, ma sul secondo stava arrivando Salvatore Girgenti per battere lui. Sicuramente ci sono state delle punizioni in allenamento, ma Ronfolo, infatti è ottima la sua conclusione con la respinta di Camilleri. Anzalone, nel frattempo è uscito dal campo Garcia Marquez, palla in profondità per Granatiere che calcia al volo, e questa non era un'occasione brutta. Anzalone, c'è l'inserimento di compagni, lo serve adesso Granatiere che si gira, potrebbe darla adesso, vede invece Alessi, la aggancia col sinistro, va sul piede forte col destro punta e traversa, e poi la respinta di Restivo sul palo. Marquez vede Alessi che calcia e Tripoli respinge come viene, poi Restivo, Molinaro qui. Restivo, lo spazio, Calvaruso si gira, calcia subito! E la respinta provvidenziale di Camilleri. Marquez cerca di fare tutto solo ma sbaglia, riparte in contropiede Molinaro che serve Calvaruso per il secondo palo e chiude ancora Camilleri. Non è più in panchina, nel frattempo va Garcia Marquez, prende il Restivo, ancora Garcia Marquez due volte. Va Molinaro conta i passi, conclusione sul primo. Molinaro col mancino cerca Calò, lo trova, si allunga, il pallone è 29, poi Di Grazia, Calvaruso ancora per Di Grazia, e poi con il quadricipite ha provato a tentare la porta, una facilità disarmante. Intanto Alessi viene portato all'esterno da Di Grazia che poi lo spinge, poi la reazione ed è cartellino rosso per Di Grazia. Sia Marquez allarga, poi cerca la conclusione, deviazione Tripoli. Mancano 15 secondi all'inserimento del secondo uomo, poi al volo e salva sulla linea Molinaro, salva tutto Mario Molinaro. Alessi, Granatiere, Marquez con la punta, viene fermato, poi va al secondo palo e sbuca Alessi come un fantasma, palla perfetta da parte di Garcia Marquez che trova al secondo palo ancora un compagno, questa volta non è Martorana, è il giovane Alessi, ma di servire i compagni, lui che gioca tanto per la squadra, ti raccordo Giovanni Salerno. Calò può puntare, si scambia con Salerno, palla perfetta, e poi Calò si va a ipnotizzare da Camilleri, che parata del portiere, ma che pallone ancora. Ci ha provato questa volta Mario Molinaro, ma l'ingresso di Salerno si vede in campo. Molinaro, poi Restivo, lotta Calvaruso per Restivo e la riapre, chi se non lui, chi se non il capitano Roberto Restivo. Fa 1-2, palla perfetta di Cristian Calvaruso che non riesce a iscriversi nel tabellino dei marcatori in fase difensiva, però forse in questa fase offensiva qualcosa di più avrebbe potuto fare. Scalavino intanto, e il dribbling la lascia sul posto Guccione, si allunga il pallone con la suola, poi palla di ritorno Calvaruso, ancora Scalavino, perfetto Scalavino, ma assist ancora di Calvaruso che dicevamo non era stato precisissimo in zona offensiva, ma lo è con gli assist,
con Scalavino che fa un'esultanza, bacia verso la curva della formazione di casa. Dunque risultato di parità, 2-2 per la seconda volta, risultato di pareggio dopo lo 0-0 chiaramente iniziale. Palla centrale anticipata, Molinaro, e poi termina la partita. E termina la partita infatti con il fischio non completo da parte di direttore di gara. Dunque finisce il match con il risultato di 2-2 tra Treme Calcio 5 e Vigor San Cataldo.